Parapam. $50 player. Ma buono. Che significa questo? Il telefono non mi funziona ancora. Vediamo. Frattempo. Facciamo un po' di cazzeggio, va. Oh, bella sbrano. Non mi funziona il cazzo di telefono. Ba 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 ba. Che fai dentro un po'? Federico era più bella fede. Bella Vito si fra un po'. Ok, sbrano. Ok, c'è ancora più. Ma buono. Parapapam. Allora. 204.400 per il 35%. 71. 75. Allora sei rimasto su Paradise NN e così brutto come dicevi ah 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 ah. Ma no, è solo perché la mattina azioni illegali non si possono fare dall'altra parte, quindi sto qua. Ma è un caso perché stamattina non sto lavorando e allora sono qua in occhietto, altrimenti starei a lavoro e non sarei su IPRP, starei dall'altra parte. Vabbè dalli a me sto soldi se NN ti servono. Ma non sono miei.
non sono miei. Sto solo cambiando dei soldi sporchi per darli ai ragazzi della fazione. E ora appena finisco sta roba vado all'ospedale per vedere se posso fare il bando, come cavolo si chiama, per lavorare, perché non trovo la modalità per farlo in realtà. Il telefono di cacca non si apre, di sta fermo risponde. Vuoi diventare medico? Non è che voglio diventare medico, mi serve un'entrata senza dover stare per forza attivo, diciamo così. Forse è meglio il malavitoso. Ma puoi fare il malavitoso con... cioè, puoi fare entrambi i lavori. Perché quello là è... cioè, il medico è neutro, quindi puoi fare entrambe le cose. Se non sbaglio. Credo. Boh. Li mettiamo qua. No, ho sbagliato. Sono questi 71 550. Ok, questi lo Ma li hai cambio. puliti da solo? Sì. Perché tu come li pulisci? Cioè, o meglio, come fai quando fai le rapine? Perché so che fai le rapine, per quello che ho capito. Quindi volevo sapere come ti sistemi. Da tramite. Eh sì, e diciamo che il tramite sono io. Al meglio, sono A quanto li pulisce? a 35. Pulisco asterisco. A quanto li pulisco? Pulisci asterisco. Tu li pulisci? Tu Io li pulisco pulisci? i miei. O meglio, pulisco di chi mi interessa. Non sono... Allora me li pulisci tu la prossima. vabbè, ok. Se ricapita di essere sui PRP, sì, te li pulisco. Sempre se vuoi. Sì, sì. No, non è il volere, è la mia presenza, se c'è o meno. Più che altro è quello. Ok, questo è il primo. A posto. Ora andiamo al tizio dell'ospedale, sperando ci sia qualcuno. Croce rossa. Nuovo. È che mi tocca andare in assistenza per la roba del telefono. Devo provarne a comprare uno. Oh, grazie Rami per il segui. Ciao Vola sta Nico. macchina. Mamma mia. E non sto in sport. Vabbè, in sport fai 3,50, 5. Però è molto stabile. A parte i pali che prendo. Se... Che cazzo faccio a chiamarli ora? Aspetta, vediamo. Oh! Salve. Salve. Senti, una domanda. Io vorrei lavorare per voi, insomma. Cioè, per voi, intendo Sì, per come l'ospedale, no? Ma sì. volevo capire come faccio. Ci sono i bandi su applicativo, basta che lei clicca, cioè Allora, io sono faccia il andato sulla bando. vostra, diciamo, sul vostro pagina, sito web, no? Sì, E cosa aspetti che devo dico. fare? Sì, perché non trovo la modalità per l'accesso. Cioè, la richiesta, è quello che Allora, intendo. dove sei andato per su applicativo Sì, per il sito? Se tu sì. scorri sopra, no, senza cliccare il sito, sopra dove ci sono tipo le assistenze così, c'è scritto bando Croce Rossa. Aspetta. Allora, bandi IPRP.
Ah, concorsi Concorsi statali. statali. Ah, che cazzata, non Bando avevo Croce saputo là. Rossa, lì lo clicchi, cioè compili tutto quello che ti chiedono e se ti viene accettato poi passi di qua e appena ci sono i direttori te lo fanno subito. Ok, quindi cioè prendo un modulo, lo copio e Lo copi faccio... e lo Ci modifichi vuole tipo la i tuoi fedina nomi, pulita. codici, adesso non mi ricordo cosa ti chiedono. Ah, ok, E se ti mettono la spunta, e sì, tu passi qua magari al pomeriggio o verso sera, che di solito trovi un direttore o comunque uno che può fare i colloqui. sì. E poi vabbè, ti fanno le solite domande, tipo i codici tipo rossi, neri, i codici delle ambulanze, e ci dovrebbe essere anche il regolamento, se Tutta non sta roba, sbaglio. e il regolamento lo trovo qua sempre. Mm, e niente. Mi senti? Sì, sì, ora sì. Ok, se tu vai sempre in bandi Croce Rossa dove sei ora, Ok, basta che clicchi la spilla sopra i messaggi attaccati. ok, Se scorri sotto c'è scritto link regolamento generale, ok. E questo qua è il drive vostro tipo. Te, regolamento, sì, te clicchi diciamo... quello, Sì, sono mi sembra 10 pagine se non sbaglio, e sì. vabbè lo leggi un po' così e comunque dopo ti fanno domande relative a quello, Ok, ok. comunque sono cose facili secondo me. Ok, dai, va bene. Va bene? Grazie mille. Perfetto. Prego, arrivederci. Salve. Parapapà. Allora, sì, ci vuole la fedina penale pulita e io stranamente non ce l'ho. Però, quindi devo usare il mio documento fa. Il mio secondo nome. Meccanico. Voilà. Azione di direttore con mollica o senza. Prima. E ciccio. Sì, devi avere la fedina penale pulita. Oh Daniel, bella brava. Non lo so perché mi sentite basso, non lo so. Magari avvicino il microfono. Alzare un po' il volume della voce. Peccato. Ti immagino, sto già urlando. No, già scherzo. Non lo so. Non tengo ideas. Diventavo anch'io CNN e avevo la fedina sporca. Allora, io ce l'ho. Allora, devo capire sta roba. Io ce l'ho sporca come Vituccio. Però ce l'ho pulita come Vituccio, che è un altro documento che ho. E quindi niente. Vabbè. Perché dovremmo assumerti? E Perché niente. voglio lavorare. E niente. Vabbè, è troppo lungo qua. Che cavolo è? Ho dovuti da team leader perché sono vabbè, chiacchiere. Ora scrivo perché dovremmo assumerti? Sono disoccupato e vorrei lavorare. Mi tocca fare piangere le gioiellerie. Allora, sei tu che stai sempre in gioiella a fare bordello? Immagino. Daniel, bello, grazie mille. Allora, vorrei lavorare anche per aiutare i medici nelle situazioni peggiori. SN uscita anche al telegiornale a Yahoo. Mi Vabbè, hanno dai. portato in Rebibbia. Ma stai là ancora? No. Cioè, spero di no. A Rebibbia ci sono stato un sacco di volte. Ecco perché ho dovuto fare il documento, Nono. altrimenti venivo tipo buttato in qualche fossa e lasciato là. I medici peggiori. Bam, a posto. Devo cambiare nome perché c'ho ancora le come si cavolo si chiamano. A posto, bellissimo così.
E niente, vabbè, da meccanico ah, ok, meglio così, dai. Da meccanico guadagnavo un sacco quando lavoravo. Quando non lavoravo un cazzo. E nell'ultimo periodo non lavoravo, quindi. Almeno con l'ambulanza conosci un po' di gente, carina come cosa. A Ghilo gliel'ho detto, ma vediamo. Voglio diventare dottoressa Abacaja. Ah. Ah, ci sta, vabbè, se c'hai un po' di soldi da buttare. Sì, Daniel, scusami, ma là su YouTube non riesco a farlo, ancora devo capire come collegarlo. Quando scrivi su TikTok, lì leggi i messaggi. Quindi se vuoi, puoi venirmi a trovare là, mi chiamo ugualmente. E quando scrivi ti legge il bot. Oppure seguimi anche su Twitch, però neanche là se non sbaglio. Il primo che viene scrive. che M sta sulle codice nero. Ma come codice nero? Cioè vuoi far ammazzare tutti quanti? Vabbè, al massimo se vuoi far diventare qualcuno codice nero non c'è. Cioè è facile. Codici Abbastanza. neri X tutti. Ma no, dai. Aspetta, vediamo, qui c'è il parcheggio. Aia. Dove sta il blip? Sta fuori. No, aspetta. Dovrebbe stare qua, tipo. E niente, non c'è il blip. Forse è qua. No, vabbè, è una scammata questa. Sono crudele. Eh sì, ma non devi. Ciao Dogs, no, grazie per il segui. Ma perché devi essere crudele? Che fai il criminale? Che fai, il criminale? No, fra, vendo caramelle in città. Sì, cioè, a tratti sì. Dipende da come mi trovo, va. Da cosa c'è da fare. Eccomi. NN lo so, dovrei trovare uno psicologo in città. Ma lo psicologo prima c'era, no? Cioè, Tu ora che non mi so se c'è consigli? ancora. Ue colombiana. Oh, bella Daniel, grazie mille di seguirmi. Allora, mi serve un Chiocciola garage. Daniel 88 Guidani. Guidani. Aspetta, mi serve un bel garage spazioso. Ah, il Mediterraneo non è più come prima, è vero. E niente, cercasi psicologo in città X, una colombiana pazza. Colombiana pazza. Scusa, se io prendo una macchina da qua, no, perché l'ho depositata. Allora, se la prendo da qua, mi E il esce Tony dove qua. sta? No, niente. E il Tony dove sta? Bravo, onesto, non lo so. Non so neanche se è in Chiocciola città. Daniel 88 in tasca. In tasca. Ho sentito qualcuno? Vediamo. Oh, ciao amico! Poi, Posso salire? ma dai, ormai sei già salito sulla macchina. Vai. Dove vuoi il Molto passaggio? bella. Passaggio? Io voglio andare qui, quale removia stannate? E allora stai, vedremo via vicino alla polizia. Vai al 762 removi. Sì, però se mi metti il ping è più facile. Aspetta, volevo... Dai, ma è remo via che hai detto? Sì, 762 no, Gri. Se muovo dove. Ah, hai messo a posto. Posso venire, Gri? Niente, niente. No, aspetta che devo flaggare un attimo. A lei fa parte di qualche mafia? No, È sicuro? ma abbastanza. E questa macchina? E i soldi che ho dovuti a Basic one? un meccanico. Ma che domande sono? Dov'è removia? La Se macchina fai- è mia. Qui ero via. Ecco. Ecco, c'è la Grazie. persona dentro. Figurati. Ah sì. Oddio, aspetta.
Cintura. Scendi. Arrivederci. Ciao. Ma mi ha lasciato quel ping di merda. La macchina mia sei quella là. Ah, io so dove c'è un bel parcheggio. E niente. Niente, è vero. Proprio NN si chiede mai se uno fa parte di una mafia. Ma sì, ma tu non puoi dire, ma fai parte della Chiocciola mafia. Daniel 88 Cazzo no. di domande di merda. E credo sia la seconda, perché anche un altro me l'ha scritto qui in chat. Ah, qui lavoravo io, era troppo bello lavorare qua. Cibo gratis NN si infinito. dice. Vabbè. All'1:30 arrivo in gioco. Io mangio. X perché- esempio io sono a capo della mafia e NN lo sa nessuno. No, bello. Ora lo sappiamo. Andiamo a fare un giro un po' più grande, va, aspetta, dovrei avere questo. Vai, come cavolo si chiama? Questo qua dovrebbe essere. Ora è di Sofia con mollica o senza? Ah, è di Sofia. Beh, io non la conosco ancora, me l'hanno detto, ma non la conosco. Onesto. Ui, oddio. Un pazzo quello. Io altrettanto. Non so se andare a sprecare i soldi al casino o meno. Ma NN hai paura di scoppiare. Perché dovrei scoppiare, scusa? Mi devi aiutare a prendere la patente per l'elicottero. Daniel, chi ha detto che ha la patente, scusa? Avrò speso forse migliaia di euro a fare la patente, fra, perché là si Niente, prendono io ho la fobia. o 5 o 10.000 ogni volta. Avrò fatto quella minimo 20 volte, fra. Boh, Non, penso. non ce l'ho fatta una volta. Di regola sì. Devi avere la patente per comprare gli elicotteri. Ma questo qui, essendo del pass scorso, l'ho avuto col pass appunto. Quindi ce l'ho e basta. Se ti ferma la finanza, difficile ma ti ferma, o meglio ti segue, rompe le ball, mi scatta le valle. Infatti c'è un video, se non sbaglio, sul canale dove la finanza cerca di seguirmi. Vabbè, ma è inutilmente. Però mi dispiace perché c'è 50 persone fisse, è tipo mezz'ora di gioco. Non entra e non esce una persona. Vabbè, una mia strana idea. Andiamo in giro, vediamo se entra qualcuno. Lo spawn dovrebbe essere qui sopra. Pam pam pam. Don't need tonight. Ma tu a queste ore a chi vuoi noi abbiamo fatto baldoria fino alle 5. Ma come fai ad avere il contachilometri viola che lo volevo fare pure io? Ma tu fai Baldore alle 5, sono alla gara, io mi sono ritirato alle 2. E alle 2 stavo morto perché sono andato a fare una mangiata in campagna, poi sono andato a fare paintball per un'oretta. E quindi sto morto. Ma come fai ad avere il contachilometri più? Se fai... Chiocciola Daniel 88 gliel'ho fatto io, dammi 200k che te lo faccio. No, fra, non ci credere. Devi fare UD, una cosa del genere. UD, non voglio cliccare. Set belt, una cosa del genere. Insomma, è un settaggio che si fa. Puoi cambiare tutto quanto quello, Fammi colori, lavorare. le lancette. Scusa, ma perché tu dove lavori? Sai che non me lo ricordo mai. Pam, pam. Sta casaccia quanto è bella. In banca. Ma come in banca? Mi prende per il culo, va. Ah sì, per il fatto di Aspetto la gente che entra. È giusto, è giusto. Hai ricevuto il sussidio. Che palle. 5, 6 e 7. C'è un cane. Andiamo a dare Bibbia, vediamo chi c'è. Difficile essere stati senza gente, però voglio dire, senza... Sono disoccupata ora e me trovo qualcosa. Anch'io Fammi sono... sapere dopo la live come si fa in privato.
Ok, ok. No, ma io potrei... Aspetta, fammi atterrare, non voglio... che già mi vedo... incidente in elicottero causato da un testa di... Oh, questa è zona rossa, oddio. Causato da un pollo che si è buttato. Allora, fammi trovare un posto dove atterrare. Paraparapam. Qua dovrebbe esserci il posto decente. Sulla logistica. Perfetto. Se viene Berlusconi mi ammazza. Poi oppure Giada. Allora, dovrebbe essere UD. Se... Forse. No. Modifica. Qua modifica UD. Modifica UD. Vedi? Allora tu qua puoi cambiare, vedi, sia tutta la roba. Tutto puoi cambiare. Conta chilometri. Tempo reale, vabbè, chilometri e personalizzazione. Tu fai misurature RPM e metti i colori che vuoi. Le scritte colorate oppure le lancette colorate. I segnali rossi, tutta sta roba. Però solo quello normale puoi cambiare, cioè nel senso solo questo qua. Se metti in sport, sai che tu cambia la cosa rossa. Devo fare add? No, devi fare slash modifica add. Facendo in questo modo puoi farlo. Va bene, io vi lascio. Va bene, colombiana, va bene. Ci becchiamo forse in città oppure in occhietti, non lo so. Puoi sistemare le dimensioni. Anche Quando più grandi, cercare più una piccole. regina fate il mio numero. Sì, cazzo. Mi piace sta battuta. Modifica add in italiano devo scrivere. Sì, sì, slash modifica add. Ovviamente modifica e add con le, attaccate. Vabbè, significa che se sei in rapina ti verrò a trovare. Difficile, ma ce la faccio. Pam, 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 pam. Su F8 o su T? No, no, su T. Clicchi T, poi fai slash modifica add e c'è questa impostazione che in realtà abbiamo chiesto di aggiungere qualche mese fa. Che ci eravamo rotto il cazzo di avere sempre conto che non c'è uguale. Ok, grazie mille. E di che, Daniel, figurati. Oh, io voglio liberare questo qua, friend. Secondo voi si può entrare nel carcere, prendere e portarlo? Ah no, perde la roba il giovane. Ah boh, andiamo. No, non c'è ancora. Ma boh, fa niente. Che server è? Questo qua è il PRP. O stregheta? Cioè, è Italian Paradise RP. E non è VL, se ti interessa. Anzi, vediamo se sta quello dell'usato. Usato. Ma perché sei tornato su IPRP? No, boss, non sono tornato, però, cioè, stamattina di là non si possono fare, cioè di mattina là non si possono fare le azioni legali fino alle 2, quindi entrare là sarebbe stato inutile e sono entrato qua. Tutto qua. L'altra sera c'era la riunione del cartello e stavo di nuovo qua, però, cioè, faccio un po' là, non mi interessa granché. Ah, ce l'ho da bere. Guidi con il pad? Sì, per forza. Come fai a guidare così bene un elicottero senza pad? Ma in generale faccio tutto con il pad, onesto. Non sto là a cambiare pad e tastiera. Non c'ho sto sbatti. Poi non gioco direttamente, cioè
Non sto su scrivania, tastiera e monitor davanti. Capito? Un po' Come alzi scomodo. le mani con il pad? Eh no, alcune cose le faccio con la tastiera, infatti ho la tastiera sotto e il pad sopra. Però sul tastiera alzo le mani, punto, oppure... Che altro faccio? Quasi niente. Apro la radio quando mi serve per cambiare stazione radio. Però tipo l'inventario lo apro col pad, lo spalla faccio col pad. Ecco perché sei a Carso. Bravo, bravo. Ecco che sei a caso, no, sono E come scarso, parli in radio? onesto. E faccio la freccetta a destra. Faccio la freccetta ora non sono in radio, vabbè, però faccio freccia a destra, parlo in radio. Oppure sinistra, che cosa fa? Ah, apre e chiude le auto e mette la cintura in automatico. Sopra mi fa vedere quanti player ci stanno. Ti ho sempre one-tappato. Ma sì, bravo, ma perché non so neanche... Cioè, oh, il telefono! Funziona il telefono, non riesco mai a farlo funzionare, sta cagata. Ma tu hai la chat vocale sempre attiva. Sì, non faccio push to talk. In realtà vorrei farlo e devo fregarmi un tasto del pad e sceglierlo. Mitch mi ha chiamato. Vabbè, ovviamente non c'è. Oh, sto laggando un sacco qua, che è? Parcheggio trovato. Mitch sta a dormire. Ha voglia che dorme, fra. Ma come fai a mettere il contachilometri così? L'ho spiegato poco fa a Daniel. Praticamente devi fare t/modifica UD e ti appare sta roba. E tu praticamente puoi cambiare qualsiasi cosa di questo UD. Vedi? Puoi nascondere il luogo, la bussola, il tempo di gioco, funzionamento bussola. E poi qui su info soldi e coin, niente, conta chilometri. Ti sistemi il tutto, cioè puoi fare più grande, più piccolo, tutte e tre le lancette, la velocità, qua metti i colori, dove sta? Personalizzazione, metti i colori. Io l'ho messo il viola perché credo tu lo sappia, io sono del viola, a me piace questo colore qua, quindi ci sta. E niente. Bello. Sì, sì, no, è una cosa carina. L'hanno inserita un paio di mesi fa, perché prima c'era il contachilometri bianco ed era un po' una cagata, cioè era un po' brutto. Aspetta, ah, qua non c'è il garage. Che palle, vabbè. Non c'è un cazzo. Oh Daniel, anche questo qua senza patente l'ho preso, lo sai. Serviva la patente, non l'ho preso. Però dovevano, come dire, aggiungere più utilità dei mezzi acquatici, tipo fare dei campi su delle isole. Questa cosa l'ho vista in realtà da qualche altra parte, non qua, ovviamente. Così da poter utilizzare queste cose qua, perché molti hanno comprato barche, spendendo milioni, ma... Io ho tutte le patenti tranne elicottero e jet. Ah, ok, Daniel. No, io questa qua l'ho presa perché praticamente è successo che sono venuto qui per farla, per comprare una moto d'acqua. Però il tizio poi doveva andare a fare un'azione illegale con vabbè, teste di cazzo che rompevano le palle. E quindi mi ha venduto la moto d'acqua senza chiedermi la patente, perché andava di fretta. Cioè, tipo qua, potresti mettere qualcosa facendo sì che io debba andare con la barca o roba simili. Ma boh, mia idea, non niente di che. E non lasciare sempre i soliti campi qua, qua, qua. Non c'è un cazzo di nessuno. Non scrive niente nessuno. C'è il tizio che scrive armerie aprite da un anno tipo. Oh. Ecco. Vabbè, andiamo.
Ma si può chiedere in CAF se possono aggiungere qualcosa sulle isole. Sì, e cosa aggiungono? Se aggiungono un bar, farti un esempio, come sta in Sardegna. La Sardegna è una zona morta, io almeno nell'ultimo periodo in cui ci venite al centrale per cibo, poi se ne ha fregatura secondo me. Ah no, è perché scusi frega. Vabbè. Se andiamo in coso di Sardegna ci sta il billionaire, ma è un'attività morta, non so più chi la gestisce. Detto che chi la gestiva è uscito. Ma cioè non fatturava niente, non fatturava niente, tranne qualche matrimonio che facevano. Quelle puttanate così, nulla di che. Quindi se tu metti un campo e quindi tu spingi le persone a fare quel campo, cioè li È obblighi. sempre chiuso, io la vado a caccia. Eh sì, Daniel, allora il proprietario del billionaire non c'è più da un po' di tempo qua. Il direttore che gestiva tutto è quello che sta con me dall'altra città. Quindi nulla di che. Ma è un'attività morta, anche quando ce l'avevano, era praticamente inutile, non serviva a niente. Vabbè, la polizia che sbaglia strada per andare in centrale, mai visto sta roba. Dove posso atterrare per prendermi qualcosa da mangiare? È gratis? È gratis. Boh. Quanti soldi costa il billionaire? Beh, costerà più di 200-300 euro. Sì, se non sbaglio quasi 250 euro l'ha pagato il tizio. Ma è una barca di soldi, fra. Ma cioè, anche se tu spendessi quei soldi, è un'attività che non serve a niente perché nessuno va fino là per comprare da mangiare. Però troppi. Eh sì, loro avevano quel bar là perché avevano una fazione loro, quindi quando dovevano fare delle riunioni interne, quando dovevano fare qualcosa di prettamente relativo alla fazione, tutti quanti si vedevano là, così nessuno li poteva andare a rompere le palle, robe simili, no? Non mi chiede perché lo so, perché cioè, li conosco benissimo il tizio. Anzi, a volte ho partecipato anche io alle loro perché sono un amico. Eh sì, ci sta come stai dicendo. Capito? Ma se uno lo deve comprare, cioè lo deve prendere per far soldi come un'attività, è totalmente inutile. Proprio fa cagare proprio. Sono soldi completamente buttati. Le attività che producono di più sono le officine, ma cioè non vedo spam, almeno stamattina, ok, ma le altre sere non è che vedevo tantissima gente che andava in officina. Anzi. Devo andare a controllare se mi hanno accettato il bando della CRI. Dici che volevo lo psicologo colombiano, sta qua, vicino al centrale. Passerà 8000 volte davanti, non l'avrà mai visto. Poi l'officina costa 600 euro. Eh sì, costa una barca di soldi. Salve. Salve. Solo perché sei tu ti faccio 5 acque a 1000. Soltanto, Vabbè, dai. ok. Grazie Vabbè. mille. Prego, prego. Che le ho fatto la fattura. Sì. Bellissima sta macchina. Sì, vero, è vero. A posto, fattura pagata. Ah, perfetto, tieni qua. Allora. Ok, perfetto. Per caso, se vuoi da mangiare qualcosa, vieni al nostro locale che ti... Va bene, Si va vuole. bene. Grazie Ok, mille. seguimi a me. Seguimi. Caro, devi pulire un poco? Come? Devi pulire un poco? No, no. Vieni, vieni. Arrivo. Aiuto. Seguiamo. È qua tanto, 10 200 metri.
Vai, vai, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque sono tutti di bar, eh. Sì, quasi, dai, vicino ai bar. Meno male che si marru. Aspetta un attimo, fermo. Perché devo un attimo mettere la macchina a posto. No, tranquillo, vieni, non ti preoccupare, vieni. No, vabbè, no, non ti preoccupare, la lascio No, qua porta fuori. la macchina, ancora poi te la rovinano qua, che qua corrono, fidati, Ah, vieni qua, vieni. allora faccio il giro di Qua là perché qua corrono. ci sono i gradini, faccio il giro No. che là Ah, ok, va è troppo bene. basso, un attimo. Sì. Lasciala dove vuoi, eh. Qua va Tiriamo pure benissimo. qua, guarda. Tu cosa vorresti? 5x5 o 10x10? Prendi per Eh, 20. Tu, a me un 5-5 va benissimo, anche perché quello che ho sta va per bene? distruggersi. Sì, no, subito. Tranquillo. Allora, Ehm, purtroppo c'è allora. poca gente, se no facevamo un open bar. Vabbè, Vabbè, magari nel dai. pomeriggio ci stai? Sì, certo. Ah, ok, allora nel pomeriggio torno e ti faccio... Dipende quando. Quando ci stai tu? Vi ho lasciato il numero, vi ho lasciato? Sì, dai, così magari... Sì. Aspetta che finisco qua. Tanto il direttore c'è la sera, noi siamo sempre la sera, ci siamo. Sì. Però stasera non penso che venga in città. Vabbè, pomeriggio, non lo so. Beh, semmai verso le... No, Sì, è a sì, posto. certo, verso le 5. Ok, allora che ti condivido. Vai, Sì, vai. è a posto. Com'è che... Se ci ah, sono, vinci Pon, aspetta. Mo ti scrivo Open Bar qua. ti... Perfetto, fatto. Ma so che ora prende 5x5. Sì? Un 5x5, giusto? Sì. Allora, cosa vuoi? Parmigiana, lasagna, ravioli? Lasagna va benissimo. Ok. Da bere abbiamo Coca-Cola, acqua e birra. Acqua. Subito. Perfetto. Ecco. Buongiorno. Lo mettiamo qua 5. A posto. Perfetto. Grazie mille. Guarda, Chi ci sta? Ui e Pietro, qua buongiorno. c'è. Oh, io quando le passano qua. Un casino. Oh, devo Aspetta, prova provare a a mettere la fare... musica. Vabbè, ok. Chiocciola Daniel 88 vai là. Oh, bella Predator. Oh, grazie. L'offerta, va. Arrivederci, grazie a te. Ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao. Ah, allora, quindi è tuo cognato. Sì, si balla, ma non c'è nessuno, fra. Cioè, c'era solo lui che ballava. Vediamo qui se c'è qualcuno, ma no. Che dovevo dire?
Ah, ok, sì, me Dopo ne ha appena parlato, entro me ne mi ha giri il parlato. numero tuo. Ah, ok, sì, va bene. Mutatuno. Uno. Mamma Levi. Che sta combinando? Oh, aspetta che devo rispondere a una chiamata. E che palle. Sto lavorando. E niente. Oh, mi dispiace, Living. Vabbè, fra un giorno. Non ti preoccupare. Fra, vieni su Predator e carino. No, onesto, fra. Cazzeggio un attimo sui PLP. Faccio qualcosina su... come cazzo si Chiocciola chiama? Living Dead 2001 UIE. Di quell'altro là. Vabbè, me ne scordo sempre. Ah, su Prime. Mo ci mi metti pure sopra Predator. È un bordello. Ah, Camus. Testa... no, testiamo c'è sangue. Biondo. Chiocciola Camus UIE. Ehi, cavio. Oh! Guarda, neanche risponde. Neanche risponde. Quello è un altro Chiocciola Camus buon pranzo. che fa finta di lavorare. Sta cazzo di officina non c'è mai nessuno che lavora, oh, mai. Non ce n'è uno. UIE grazie. Direttori assenti sto officina. Nessuno che lavora, guarda. Bam. Parapam. Parapam. Andiamo a provare. Certo siete andati a lavorare tutti su prime. Ah, bravo, Chiocciola io Camus, onesto, prego. anche là lavoro. Oh. Lavorassi là avrei dei soldi, ma infatti non c'ho una lira. Cioè, tipo, sto ancora a piedi senza macchina. Parapara. Camus, sto aspettando la grande roba, quindi se non facciamo quello... Oh, non funziona più sta cagata qua. Ah no, c'è ancora qua. Chiocciola Antauri trattino basso TV UIE Tony. Quanto cazzo costa girare sta cagata qua? Ma è uno scam, sta roba. 2509. Buongiorno. 2509.
Check radio. 2500. O si vince? Magari. Eccoci. Ma che cagata. Niente. Oh, bella Antauri, grazie per il segui, fra. Sì, fra, ma 2005 non esce una volta qualcosa sopra i 50 euro. Mai. Pam, pam, pam. Pam, pam, parapam. Chiocciola Antauri trattino basso TV Tony che stai a fa? Niente. Ai 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 ai. Magna. Puttana che botta. Venite al centrale per cibo, vabbè, cosa discorso? Quello di prima, l'officina deve, sì, per il bar. Vabbè, tweet. Li aperti. Oh, ma perché non mi accettano il bando questi qua dalla Croce Rossa? Eh sì, viene il centrale, ma non sono già venuto. Mangiare chiocciola Daniel 88 cacchio figa A. Centrale polizia. Ora devo andare a chiedere questi qua, così mi metto l'anima in pace. Sto tranquilla. Ma puoi lavorare alla Croce Rossa se sei criminale? Sì, Camus, Mi sembra di no. se non sbaglio sì, cioè nel senso, cioè è un lavoro neutro, non è che io vado... Tra un'ora ci becchiamo in game. Non è che devo ammazzare le persone, le devo curare, credo, Io così so. Il fatto è che qua per trovare qualcuno che lavora è una burdata. Medico! Medico! Medico, ma perché non possono salire su? Se si stanno facendo qualcosa di losco qui dentro, niente. Ma buono. Stanno a fare i cazzi loro questi, oh. Vabbè. Va bene, Daniel. Ok, ok. Ho detto sicuramente mangerò qualcosa e poi torno di nuovo in occhietto. Your call has been forwarded to an vabbè. automatic voice message system. Oh cazzo. Oh, medico! Posso farle una domanda? Allora, io ho fatto il bando per lavorare per... Non c'è nessuno. non c'è nessuno. Questo ho capito. Ma se una persona fa atti, diciamo, poco consoni alla legalità,
Però non è stato mai arrestato. Può fare il medico. No, è pulito. Credo. Allora sì. Beh, mi piace. Babu, ciao ciao. Quindi, capito? La fedina sporca non la deve avere. E puoi fare il medico. Quindi si può anche fare, non è malissimo come cosa. Chiocciola il Predator 2.0 per l'1,5 SN operativo e te? Chiocciola Daniel 88 no per quell'ora NN riesco entro più tardi. Oi Vito. Oh, bella Amy. Chiocciola il Predator 2.0 a che ora? Oh, grazie per il like, fa. O per i like. Che si dice? Niente, gatti, sto un po' a cazzeggiare un attimo. A vedere chi sta in giro, anche perché sto senza fare niente. Sto vedendo chi c'è, chi non c'è. Camafe, Cranamafe. 17 17esimi, 30. La polizia che va in giro a cazzeggiare, va. Meglio non farsi prendere questi qua. Pam pam pam. Tu che mi dici, Amy? Armi Chiocciola il sì, Predator 2.0 capito io appena entri di P un'ora devo staccare io. Oh, Predator, grazie mille, brava, ma non devi. Mi raccomando. Cazzo sto scrivendo? Tutto bene, Martino? anche se sto giocando poco a 5M. Cazzo stai a fare, Amy? Cioè, perché non giochi a 5M? Farai qualcos'altro? Starai giocando a qualcos'altro, immagino. Twitter. Armeria aperta. Sto a Fana Vanilla con Mini A. Chiocciola Daniel 88 allora ci becchiamo in serata. Quindi la vanilla intendi su Minecraft? Stai cazzeggiando là? Ci sta, lo sai che molti dicono che fa cagare, invece è interessante, cioè tranquillo. Sisi. Ti dico così anche, voglio dire, non c'è molto. Chiocciola il Vabbè, Predator fatti costruire 2.0 roba. domani allora perché lavoro stasera. Se vuoi entra pure te. Allora, onesto, non ce l'ho neanche Minecraft legale. Quindi non lo so se Eh si sì, può anche fare. perché per rilassarsi è fantastico. Ma sì, infatti. Ma tu conosci Sinaloa? Tu conosci Sinaloa? Cioè, non è che se vado in mezzo alla strada e dico questo qua è un Sinaloa, però so che esistono. A te tutto ok con Rocco Siffredi? A te tutto ok con Rocco Siffredi? Oh, che A te palle. tutto ok con Rocco Siffredi?
A te ti vedo un po' traumatizzato per sta roba, tant'è che ne parli così tanto, quindi non lo so. Rispondi. A me stai a dire. Che cazzo è? Ti ho visto alle Iene. Chiocciola Daniel 88 caspita mi ero dimenticato che te lavori stasera. Tuo account. Tuo profilo. Non ho capito però. Sì Italia 1. Cazzo dici? Su Italia 1. Perché la macchina sta sfondata sotto? Che palle. Vai sul sito. E guardati. Sborrare. No, che palle. A posto. E niente. Chiocciola il Predator 2.0 se entri prima ci sta pure cognato per le 2. Chiocciola Daniel 88 vedo di fare prima. Ragazzoli, se ce la fate, certo. Che palle. Hai visto Montana? Si è trovata la donna. Ma sì, fra, l'ho visto. Ho beccato... Quando è stato? Ieri? Mercoledì? No, mercoledì. Trovato asterisco. Infatti non l'ho visto, l'ho beccata, non l'ha presentata. Sembra più intelligente di lui, onesto. Ehm, E infatti Daniel credo sia suo cognato. Giusto? Oh, vabbè, i tarlazzi familiari non l'ho mai capito. Pa, 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 pa. No dai ha. Sì, fra. Daniel 88 sì, poi Yes pure Pietro. una roba del genere. Eppure Simpatico Pietro, Montana. esatto. Sì, Montana è un grande. Bastava fare il pezzo di merda perché me ne sono andato su Prime. E niente. Ma devo arrivare al centrale in sto modo, guarda. Vabbè. È un casino così. Cioè, non c'è nessuno, raga, figuriamoci. Devo capire come bloccare Se la lagga. gente. Se Malaga fa schifo, cioè si può che devo. Faccio 0 frame al secondo là. È una cosa indecente proprio. Oh, l'armeria di living.
Come questo server? Vale, è come questo server. Bello, interessante. C'è un sacco di roba da Dovrebbero fare. sistemare. Però sta cosa qua è che quando arrivi nella zona del centrale c'è laghi da star fermo, letteralmente fermo. Non si può proprio passare, infatti ci passo raramente. Mo' ci sto passando perché sto cazzeggiando. Però bello. Le FDO sono un po' stupide. Cioè nel senso non fanno le FDO benissimo. Fanno quello che devono, ma niente di che. Se c'hai un po' di soldi da spendere, sì, ben accetto. È tanto che non vedo Big Sai. Sì, è vero. Il giorno dell'incontro, mercoledì c'era. C'è stato un po', giusto il tempo dell'incontro. Però per il resto entra poco. Ci sta più Camus in realtà. Per impegni suoi, voglio dire. Forse li sai anche. Quindi vale, se ti interessa il server, bello, non serve la VL. Questo è un borghese. Però non so chi è in realtà. Oh, bello, bello, caro. Ui, Una Caro, domanda. ti puoi fermare un attimo? vai. Mettiti un attimo davanti. Avanti a noi, dici? 16 davanti con la trappola. 16 davanti. Va, Caro, ma che problema c'è che ci segui? no, in realtà io stavo passando e mi piaceva la Problema macchina, c'è, l'ho ci vista segui? bene. Poi quando praticamente, una volta che l'ho vista, me sono andato via. Non c'era bisogno di fermarmi qua in questo modo. No, comunque è bella la macchina, se posso. Ti conviene. Grazie. No, no, è Grazie. veramente carina. No way danno problemi a te. No, vabbè. No. Vabbè. Torna indietro. Eh? No, Fra, fermo un attimo. Dimmi. Attorna un attimo alla macchina. Ah, questa qua? Vieni qua. Sì. Bravo. Fammi un attimo il pesante qua vicino, muscoletto e pesante. No, Tu sei? way. Senti un attimo, ma tu sei Io sono Vito. pelato. Vai. Minchia Vito, ma sei tu, ma non fanculo, non ti avevo riconosciuto. Vabbè. Non Ho l'avevo riconosciuto, scappato di Vito, casa. È quello manco nuovo che è riconosciuto. entrato, mi sa. Può darsi, sì. Ti avevo riconosciuto. Niente. Scusa, Vito, non ti ho No, riconosciuto tranquillo, proprio. figurati. Ho detto che cazzo è sto coglione, guarda come mi tocca sparargli. Ho pensato anche, ho detto, cazzo fa la foto alla targa sto coglione. No, il bello- io non me ne sono reso conto da là perché a un certo punto ho visto ma come cazzo è possibile? Beh, Adesso ragazzi, dico col la 9 si macchina, può fare la fammi una banca? cosa. No. Cazzo No. vogliamo fare? No, vabbè, lasciate, raga, io Minchia, è stavo entrato uno e cazzeggiando, uscito andare in l'altro. giro. Oh, ma sto in città da prima, in realtà è che non so la radio qual è, raga. Vito, Me aspetta. lascia il non- garage, per favore. Ah, ok, Sì, ok, no. ok. Abbiamo uno stagio macchine che dobbiamo andare appoggiati, vieni con noi. Ah, vabbè. Andiamo. Tanto vado a portare giusto qua io, Porto giusto qua e arrivo. Ok, ok. La radio è 333.69. Ok, ok. No, in realtà sai cos'è bello? Che ci sta uno, vabbè, in occhietti che mi guarda. Che poi è Daniel, penso che tu lo conosci. Aspetta, Daniel. Quello che sta... come ti faccio a spiegare? Vabbè, poi ci sta Gattino anche, non so se lo conosci. Oh, gattino sì, patatino. se ne Ok, sta. il bello è che io mi Ah, sono avvicinato e lui stesso ha fatto, oh, che fanno? Ti puntano? E ho detto, vabbè, non mi avranno riconosciuto. Cognato di Anto. Ah, il cognato di Salutami Anto, Gattino, di però. Montana. Sta Anto, sta. Sì, no, Anto, le no, spedizioni il cognato mettono mi sta guardando. Daniel. Ah, per cognato sì, pure lui. Ah. L'ho visto ieri, mi pare. Ok. Va bene. E niente, raga, vabbè. Salutami gattino. Check. Pazzerello, no? Sì, sì. Non so se Ciao, c'è ancora, bello. penso di sì. Ciao, ciao, raga. Ciao. Ciao. Digli che lo saluto.
Dai, è andato via, ma penso che... Sì, no, mi ha salutato. Infatti io stavo aspettando proprio il fatto che mi hai detto. Vabbè. Giustamente, se stanno in città sempre loro. Vendo Porsche Carrera tutto full kit 100k. Un attimo uno scam forse? Dove? Vediamo. Sono curioso. Caramba, niente. C'è un pochettino di gente, ma nulla di che. Bella quella comunque. Uè Nico. Ma sapete se i bancomat si possono fare? Perché prima... Comunque alle Skyline hanno diminuito la velocità con il full kit problemi di città. Vabbè, onesto, le Skyline erano un po' OP secondo me. Cioè erano un po' esagerate. Non più mi sa. Ok. Erano un po' esagerate le Skyline, l'accelerazione era una bomba, cioè le auto proprio esplodevano, nel senso che erano velocissime nello start. E poi avevano una tenuta veramente bella interessante. Non corrono più di tanto, fai 280. Vabbè, sì. Beh, comunque il 300 è una buona velocità. Vabbè, lo so che qui ci sono le macchine dopate. Però, cioè tipo dall'altra città le macchine massimo fanno 250. Le macchine pro bit. Invece le macchine che trovi in città sono macchine che vanno massimo i 200. E ci sta. Questo... Sale, si è puntato. No, aspetta un attimo. Sale. Zio, sei puntato, devi salire. Dai. Ho capito. Bravo. Amone, va. Mamma Volpi. Ma dov'è Ma? Volpi? Che mi ha fatto saltare? Ma tu lo sai che so io? No. Oh sì, però zio non devi con la radio, perché te l'ho smontata la radio. Se poi tu riesci a farla con la radio smontata, un altro fattore. Dico, tu Stamattina parti mi con la radio. sembra familiare. Sì, sei familiare, sì. Quella si compra all'usato, quella là da sì, 20 sì, Un sì. saluto a sto diversamente intelligente di Corradini. Guardando fuori, dai, lo sai che so io. Sì. Ecco. Infatti ti saluta Gattino. Ma? Sì. Ha detto... Gattino mi dovrebbe fornire un po' di pistola. Digli che lo saluto sto diversamente intelligente di... Prendilo tu, mo la starto io. Aiuto. Dai, alza. Mi devo alzare? Alza. Alza tutto, alza le mani, dai. Non le abbassare che sennò ti arriva un colpo. Pure la maglietta e abbassa i pantaloni cosa ci dopo. fa? Com'è? Pronto? Aiuto. Fermo, alza le mani, non l'abbassare se no ti ammazzo per sbaglio. 5 minuti. Allora ti smonto il macete e te lo ridò, ti smonto la pistola e te la ridò, ti smonto la mazza. Te la ridò, ti smonto il telefono. Te lo do, ti smonto il già non mi paracaduto, te funziona, lo non so ridò, ti perché. smonto il borsone e te lo do, ti smonto la... Mi ha chiamato la buttana. Ma perché che devi fare? Che cazzo ne so? Ti smonti i colpi e ti smonto il tablet. Il tablet non mi funziona più. Chiama però, amore. Chiamali. Vai, mettili avanti la porta. Ma tanto è legale, può chiamarmi. E niente. Ostaggio. Alzati. Io non voglio fare le robe, io voglio stare solamente fermo. Aspetta che mi fa caldo. Ma sei ancora di quella salire?
Sì, Mm. ma non ci sto quasi Ah, mi hai mai. risposto Gatti, aspetta. Parapapà. Ok, mi ha Ti detto che hanno in breve mi preso fornisce tutto. tutto. Dai. Sì, vabbè, non è che mi hanno preso tutto, poi me l'hanno solo smontati e me li hanno ridati. Sì. E tu che fai ora? Togliamo l'arma. No, grazie Filippo per il segui. Ma Gattino mi ha detto 120k una pistola, ma dice che si spara, va. Ok, 50k, ok. Ah, Vediamo 1000 colpi quanto. Non 1000, almeno 10.000, frate. Intanto vediamo 1000, poi me lo moltiplico il prezzo. Tanto soldi è facile farli. Mhm. Con la macchina scappiamo. quindi. parapapà. Niente. Puoi riprendermi per favore. No. Ma... Che ti piace essere messo in TH? no. Ma lo lasciami, È che un, cazzo ne è, so? è un fetish, è un fetish. È un sacco che nessuno mi prende 20h, anche perché non ci sto mai. Ah, e ti piace essere preso in TH, quindi. Sì, anche per cazzeggiare, va. Ti Anche gusta. ti piace Il essere brivido. appoggiato, vero? C'ho un cancro al polpaccio. Non Un ti piace essere crampo. appoggiato, ti piace essere appoggiato, no? Ah, sì, sì. Ok, allora aspetta. Perché no? Aspetta qui. Dove sta? Aspetta, come si chiama? Mm. Come cazzo si chiama? Sì. Non posso. Mhm. Oddio, se devi ingaggiare, ingaggia, basta che dopo lo lutti. Cioè, dopo... Cioè, se devi ingaggiare lui, fallo ingaggiare, così dopo lo lutti, ciao. Che cazzo? Quanto dura, raga? Ma Oh, sta dopo mi arrivando dai sto i soldi della DMZ? rapina di prima. Com'è? Sì, 20k erano 16k. Bene, bene, me ne metto il Ma portaforza. sì. Ma... Ma quanti... sì, quello lì. Ma quando arrivano? Cosa? I voli. Ma che Ma ne ci so, sta. zio, non vengono, io Ma voglio ce i stanno problemi. tre. Chiamali su Discord del rosso. Ma no, ho detto viene dopo, non c'è adesso. Non porco Cazzo, Dio, voglio mamma mia. sparare io. E poi già stiamo facendo anche un'infrazione, però vabbè. Ma vabbè, se loro non Quello lì arrivano. che se non arrivano noi continuiamo. Infatti. Sì, ma non Se dire loro tutto, arrivano... fra. Cioè, sto in occhietto. Ah, scusi. Ah, inche, non ho ascoltato. Mi scusi, Vitos. Mamma mia, però. Una casetta sul lato, sì. E niente, non posso fare il medico. Che il medico non puoi fare, in che senso? Pensavo di... Pensavo di poter fare il medico avendo anche cioè facendo Ma attività dove i poco gnocchietti? legali. Sul viola? Sul viola? Viola, rosso, TikTok, Tutte dove parti. vuoi. Ma in viola come? TikTok, Twitch. Dico Ah, viola come ti come? chiama? Aspetta. Vict qualcosa si chiama. Vict Timer, ok, ma non lo Sì. trovo. Non lo so, strano. Ma lo slash menu... Ah, non esce più là, che puttanata. Devi scrivere vitc, trattino basso, La CRI deve timer. essere imparziale. Ah, Vitk, no Vict. Sì, esatto, Vituccio, sarebbe Vitc. Per questo NN puoi essere entrambi. Ma Mitch c'è ancora? Penso di sì. Io non lo vedo da un po', l'ho visto qualche volta.
Ma comunque Volpino è diventato non toxico arrivano. proprio. Serio? È un sacco che non lo becco. Gattino no, ma Volpino è diventato un toxic proprio Vabbè, assurdo. Gattino è un grande. Non perché stai qua, però lo sai. Ci vieni sul mio server RP. No, Beppe, non mi interessa il tuo server. Sincero, onesto. Già Cioè, qua... Gattino mi ha sempre Nada ai trattato toxic bene, no. Volpino invece, a parte certe volte, minchia, ora è diventato toxic questo trafazzo. Non lo do, no, ti ho detto, non entro qua in città, sarà forse 2 settimane. Oggi sono entrato. Ah, ok. Hai visto, hai incontrato a me. E infatti non sapevo neanche che avessi cambiato. Ma ti ricordi meno wipato per le storie Finito, vai. del Savage? Apri. No, fra, io già non c'ero. Mi ero fatto tipo un full kit da 800k senza permesso. Ah, ok, ciao ciao. Ciao, via che Sali, ti riaccompagno. Ti riaccompagniamo, vieni. Grazie. Comunque stavano i posti dietro, Comunque stavano i posti dietro. Sì, lo so. Vai. Ciao. E niente. Io nel frattempo sto cercando la skin da gatto per Minecraft. È bella, sta roba è veramente bella. Cioè, io ci ho giocato un po' là prima che iniziassi qua a GTRP. Non è male, è carino. Però sai cos'è? Che se lo fai da solo secondo me è un po' noioso. Cioè, devi avere il pregio di fare qualcosa. Mentre se stai con qualcuno. Mentre se stai con qualcuno è già più interessante, più bello. Eh sì, io sto per iniziare una vanilla con tanti di IPRP, circa una 25-30 ina. Se ti vuoi unire a Dis. Oh gatti, mandamelo dai. In realtà non so neanche come ci si unisce, però posso provare, vediamo un attimo. Non so se mi devi mandare qualcosa. A disposizione. L'unica cosa è che devo trovare, cioè, il tempo esatto per fare qualcosa. Vabbè, poi ti spiego un po' tutto. Ok, sì, perché no, grazie. Comunque gatti, io pensavo che essendo una fazione, la Croce Rossa, imparziale, chiunque potesse farci parte. Invece no. Vabbè, allora no, che cazzo me ne frega. Era giusto per prendere quei 100 euro delle persone ferite. Che adesso succede qua? Vabbè. Nada. Mi sa che con il secondo PG si può. Sì, secondo PG, ma e già i soldi per le macchine non li voglio spendere, figuriamoci prendere un altro PG. Vediamo, ma non lo farò, onesto. Cioè, questa volta non mi sono comprato neanche il come cavolo si chiama? Il pass battaglia, quindi figurati se prendo il PG. Oddio! Ma non giocavi a Prime? Ti avevo visto in live che stavi giocando. GA2874. Hai ragione, pienamente ragione. Io sto cioè stavo molto prima qua e poi su Prime, perché qua è un po' vuotello, un po' secco, come dire, vuoto, e quindi praticamente faccio entrambe, va, de botto, va, pomeriggio, tramonto, inoltre.
E quindi faccio stamattina, visto che comunque azioni illegali di lei non si possono fare, sto qua a cazzeggiare un po'. Ui, bello quello. Però per un po' sto qua, o meglio fino a un'oretta, poi fermo una mezza pausa per mangiare e poi credo di andare su Prime un pochettino, fare qualcosa di un po' losco, tipo i furti in casa, quella roba là, per fare un po' di soldi, perché spaccare le pietre su Prime fra ci guadagni, ma la cosa più noiosa del mondo, onesto, Allora, se hai qualche minuto per imparare qualche regola base, fare una VL e fare serio RP, cioè nel senso che fai RP serio, fai Prime, onesto, perché è nel tempo veicolo, così è molto più, lì c'è molto più RP serio. C'è molta gente che non fa le puttanate, tipo quello là che mi ha fermato ora, che ha detto, sai, vabbè, in ostaggio, non esiste. È tipo il push dei campi, non lo fai che tu entri nel campo a vista da 800 km lo spari. Là devi entrare, fare discorso, cioè devi dire che cazzo stai facendo qua, roba un po' losca, fai il discorso e tu poi puoi pushare, puoi sparare. Come gli attacchi delle gang, vabbè, roba pazzissima. Se poi vuoi fare un RP molto più soft, molto più blando, molto più facile, dove non serve sapere nulla per farlo, insomma, fai qui, non ti serve la VL, se c'hai soldi da spendere li spendi quante volte vuoi per giocare, nel senso che puoi comprare auto, attività, le prove attività comunque sono maggiormente quasi morte, vabbè. Devi fare quello che vuoi. Sì, vabbè, vado io. Ciao giorno. Vito, Bello. grazie X la compagnia. Oh niente gatti, figurati quando vuoi. Anzi mi ha fatto un sacco piacere. Ci becchiamo. Sì, Prime lo puoi fare, se ti ho detto, se ti piace fare RP serio da mafia, gang o affiliati, la puoi fare tranquillamente. Io su Prime sono un fidato di una mafia e facciamo molto RP. Poi furti in casa che si possono fare qui non ci sono. È veramente bello perché cioè praticamente non so se hai fatto quella cosa del GTA San Andreas, no? Dove tu vai a rubare le cose in casa per fare 2 soldi. È la stessa cosa, ma fai praticamente ai gioielli, orologi, collane, anelli, e poi vendi al mercato losco con i soldi sporchi, un sacco di roba. Un'altra cosa che qua non va giù è il carcere, che praticamente qui se viene arrestato ti devi fare 45 mesi, che significa 45 minuti in carcere, e sta cosa è veramente proprio pesantissima. Invece là 5 minuti e stai a posto. Io sento la polizia ma non sento. Ma dove cazzo sta? Polizia. Ma questo sta cagata della macchina, Roma Apollo. Cazzo serve sta porcheria? Non ho capito. Vabbè. Ciao, grazie mille di essere stato e di avermi chiesto. Quando qualcosa, quando vuoi ci sono. La gattina mi ha mandato il link. La gattina. Dogs
SMP. Troppo bello per gli. Azioni legali, se vabbè. Bella gioia. Pow. E niente. Vediamo se c'è l'usato. Magari mi vendo sta macchina. Tweet. Usato. 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 Cazzo fanno il lavavetri? Oh, buono. E come cazzo fa a framewaggare un sacco? Boh, che schifo. Ui. Bello. $50.000 per una riparazione di merda.
Niente, va buono. Basilica di San Pietro e Colosseo. Aia. Aia. Con la Veloster ci passavo. Quest'anno. Oh, ho distrutto il muro del Colosseo, cazzo. Potremmo fare un furto d'auto. Vediamo, un furto d'auto, cavolo era? Da qua. Qua. Ora sui furti d'auto ci sono i numeri, non più le lettere. Come i numeri, Daniel? Che intendi? Quando vai a cliccare, dici? Ui, chi è questo? Sì. No, che palle. 7 fedio di merda stanno. Uffa. Ah boh, se non ci stanno, fra, non li posso neanche fare, guarda. Vabbè, mo vado a fare vedere chissà mi danno la missione di San Pietro. Che devo fare? Una ogni ora fai. Eh sì, lo so, vabbè no, cioè non era per fare, sai, il furto d'auto, era giusto per cazzeggiare un po', anche perché c'è poca gente.
Cioè non mi interessa, non mi interessa fare i soldi del furto d'auto, capito? Ui. Che è sta roba? Voglio. Bastardo, se andavo avanti mi sarebbe aperto. Ma non si riapre più, penso. Niente, vabbè. Che ci sta qua come lavoro, scusami. Non è qua. È qua. Perché sull'altra città c'è il come cazzo si chiama? Il muratore. Inizia a lavorare, che ci sta qua? È impresa edile. Non mi va di lavorare. Volevo fare dei soldi facilmente. Apre su richiesta. Filippo, un secondo è stato al negozio e poi ha scritto apre su richiesta. Oh, ciao Denise. Tutto a posto. Che sedete? Tutto sfondato, non c'è un'officina aperta. Oddio, bello. Baretta, a posto. Sì, abbastanza. Ok. E dico io, fai quelle acrobazie pazze senza cintura, vabbè. Vabbè. Sto a finire con la benza, va. Non voglio andare a... Ah, devo andare a San Pietro, stavo dimenticando. Sta sfondata, sta merda di me. Giuro, se mi sparisce l'auto da qua dopo che è uscito quel messaggio mi incazzo come un pazzo. Questo è San Pietro, ci stiamo, voglio dire, basta così. Vediamo se la fa sta cosa. Maresciallo Eddie, che lavoro fare in città? Allora, ho lavorato a Molico Senza, poi ho fatto lo meccanico all'officina Auto Savage e mo sono disoccupato. Lo so, però tu sei maresciallo e questa cosa non va bene perché sennò poi mi chiedi come faccio a mantenermi sta macchina. Lo so. Ho provato a fare... pensavo che facendo, vabbè, qualche attività poco consona alla legalità niente, praticamente si potesse fare il medico, invece no, però sta cosa non è giusta. Sì, ma quello non è un lavoro, cioè è un hobby, fare il criminale, giusto, cioè è un lavoro in più al lavoro principale. E ora mi finisco l'ultimo kit di riparazione che mi è rimasto
Però con sta macchina non arrivo neanche al prossimo garage. Ah, si vede che sono meccanico, li ho azzeccati tutti. E niente. Ero meccanico, scusate. Ho sbagliato. La benza è finita. Meglio. Dove sta il la benzina da qua? Da nessuna parte. Perfetto. Devo arrivare quasi a Mollico senza per poter fare il pieno, ma non so se ce la farò mai. Vediamo. Ah, sta qua la benzina, va buono, allora vi trovo per... Tu che fai qua in città? Cioè, dico stai qua su... Stai qua a Roma, giusto? Anche tu? In una discoteca, discoteca. No, non mi rompere il vetro. Ok. Ora lasciamo sta macchina in garage, cambiamo, almeno utilizziamo tutto il parco macchine che abbiamo ogni tanto. Anche perché non mi ricordo neanche più che macchine ho. Check radio. E questa qua è la moto ed è un sacco che non la uso. Poi la Twingo. Vabbè, questa è anche bella. Che cavolo mi piace. Oh. Bella, bella, c'è da dire che è bella. Più lenta, anzi no, più veloce questa però. Vediamo. Questa con lo sport è un mostro. Inguidabile, ma un mostro. Frame lag. 8.000 euro di macchina, di coso e frame lag. E questo mi ferma. Questo è il video. Comunica. Ah, pensate al morto, salve. Salve. Dia la patente al mio collega, gentilmente. Al 586. Amore mio, come stai? Uè, oh oddio. Sempre io sono, hai visto? Dai, dammi documenti. Ok. Aspetta. Prima da carabinieri e poi da un'altra cosa. Mamma mia. Allora, ma che Ferrari è? La F90. F12. È una una 12 cilindri. Esatto. Dammi la patente. Te la devo... Ah, sì. Scusa, non patente. sono abituato a essere fermato. Ma che è questo qua in mezzo? Penso uno che si è sentito male ed è per terra. Picked Time 76 1999. Auto e moto. Ok. La targa l'hai vista? Vale la targa. Sì, sì, è tutto a posto. È sua. Certo. Ah. Ok. Vict Timer. A posto, andiamo. Ma boh. Arrivederci. Ciao ciao. Da 13 dipende è normale. E niente. Macchina distrutta. Morto qua per terra che non risponde più.
Ma dove? Lo scassato, vedi? Ma dove? Ma c'è dove lo lo sportello per scassato? terra! Ma sta lo sportello qua per terra! Ma che dici? Ma raga, ma fate 10.000... Vai a vedermi gli occhietti e vedi. Aspetta. Stanno 10.000 euro di sportello per terra. Ma? Come glielo vedo a posto? Aspetta. Sali. Ah, ok, ora lo vedo rotto. Vabbè. Sorry. Dico. Eccomi. Stiamo da mezzo alla strada. No, poverino. Cioè, ma ci credete che sono qua? Mi hanno fermato i carabinieri ora, 2, e hanno detto, vabbè, che ce ne frega di dare questo qua per terra. Ecco, veramente? sono appena passati. Sì, quelli là. Ma l'hai acceso te a questo? Mi ha messo sotto te, fra. Io. Esci dal Discord. Io non so su Discord. Fammi guardare, vai. Vabbè. È inaccettabile, ci vado a parlare. Infatti. Cioè, raga, ma non si può fare una cosa del genere. Che cazzo di RP è? Vabbè. Mamma che bomba. Ah vabbè, ma non c'è più lo sport, vabbè. E niente, macchina distrutta. Rimettiamo lo sport. E niente, non si ferma mai. Esatto, proprio per questo. 400 come se nulla fosse. Forza. Sono un po' ubriaco. Torniamo, basta. Mamma mia che mostro però. Ce la facciamo a passare al volo? Credo di no, ma sì, vai, buono. 4,40, 4,50. Giuro, se arrivo così al centrale mi scoppia il computer. E non sono arrivato. Perfetto. Ok. Oddio. Scoppiettato. Spero non esploda al centrale. Poi vediamo che altro ci sta. Queste macchine non le ho mai utilizzate, mai. Vabbè, vogliamo dal centrale, va. Facciamo un salto in Sardegna. La polizia mi segue. Immagino.
Ah no, che fortuna. Allora, non so voi, ma questa è la miglior radio che c'è su GTA. Yeah yeah. Bella per te, frate. Ma qua c'è qualcosa, io non ho mai capito ste robacce che suonano. Vabbè. Ah, qua non prende la radio. Cioè uno che viene in Sardegna, la radio se la scorda. Vabbè. Hanno tolto pure la roba della... Vediamo che sta qualcuno a cacciare, ma non penso... Vabbè. Hanno levato pure la roba del campo, quindi sta zona non inutile. Di più... Che sta qua? Che sta qui? Che cos'è questa zona? Piccola zona rossa. Ah, zona di spaccio. Vabbè, attendi che il compratore si... Vabbè, ti contatto. Bye Fall, benvenuto. Questa è la villa dello spaccino. E di qua dovrebbe stare il campo. Sì, qua. I want the roof. Pam. Check radio. Oh cazzo sta anche se c'è Wanda Cristiano. Quindi è vero che là non prende la radio. Concessionario di mutuo. Oh, è appena... Ma in quella villa si può andare? Via 28. Ma la villa dici quella di Pablo Escobar che sta in Sardegna? Giusto, dici quella là? Sì, no. In realtà, cioè, puoi entrare a visitare dentro la recinzione, girare. Aspetta che questo elicottero è troppo lento, ma non puoi entrare effettivamente nelle case perché non credo ci siano blip che ti permettono. Se vuoi ci andiamo a vedere, fammi sapere. O prendo la macchina e andiamo, che con l'elicottero ci mettiamo un sacco. Cioè molto di più. Non credo ci siano blip che ti permettano di entrare, capito?
E se te lo qua, che fa? Fa lo tuo cazzo. No, qua esplodo sicuro. Sta bomba di merda qua. Ah, ok, come vuoi. Non è un problema. Tanto comunque non c'è niente da fare. Vediamo un po'. Sono curioso in realtà perché una volta... cioè ti rispondo perché una volta ci sono entrato, ma non nelle case ovviamente. Ci sono entrato nel complesso, come dirti. Però... proprio dentro non credo si possa entrare. Boh. Aspetta, metto la radio decente. Qua. No. Qua ho sempre la paura che qualcuno mi segua. È una cosa più forte di me. Questi qua che ti seguono e non ti prendono, ti iniziano a sparare. E fanno così anche l'FBO, quindi la mia paura è più che giustificata. Appunto stiamo pochissimo ad arrivarci, anzi già che stiamo, se riesco, ok, a posto. Cioè tu immagina per esempio prenderti una casa qua e fare avanti e dietro per consegnare la roba o per prendere la roba. Cioè sarebbero sbatti, vero che dura, cioè ci stai pochissimo ad arrivare, tipo 30 secondi neanche. Quindi percorrere tutta sta roba, no. Questa è la stessa motivazione per cui sto bar, cioè secondo me, oh no, non entrare, ah no, è aperto, buono. Se entravo sarei stato qua perché non si può uscire. Questo bar è bellissimo, però è troppo lontano. Cazzo lo fai in Sardegna sta sotto l'incluso. Vediamo se può uscire di qua, non penso. Sì. E poi sopra è tutto recintato, cioè nessuno può venirti a trovare, solo dal mare. E costa una barca di soldi sto locale, Ciao Carlo, benvenuto. Qui è il campo di Maria, vediamo, dovremmo continuare, se non sbaglio. Io inizialmente pensavo che questa qua fosse la casa del cartello. Ah, no, cioè in realtà no. Il cartello, la casa ce l'ha da un'altra parte. E niente. Siamo arrivati qua, ma niente. Poi Alessio, benvenuto. Credo sia tutto recintato. Sento anche una minima voce, giuro. Corro via.
c'è niente. Vabbè. No, sembra non si possa entrare normalmente. Poi blip non ce ne sono, quindi non puoi neanche tipo, anche se fosse per esempio di qualcuno. No. Perché la casa del cartello è in centro, sotto l'officina autosalvage, questo ne sono sicuro perché una volta ci sono andato. Ed è bella casa. La casa di quello che gestisce il tutto qua è sull'autostrada verso l'esercito italiano. Vediamo se si può prendere la barca, magari facciamo una cosa stravagante e torniamo in barca. Ma sì, dai, che cazzo me ne frega. Basta che, cioè, spero basti la benzina. Tell me why ain't nothing far away. Ora dovrebbe essere il Monte Ciglia, in fondo. Forse sono l'unico che utilizza la moto d'acqua qua, in questa città. Ah, comunque GTA 6 è stato rinviato al 2026 maggio. Se qualcuno non lo sa, poi non lo sapete. Vediamo se trovo qualcosa qua. Solo sprigo di Dove cazzo stiamo andando qua? La città dall'altra parte. Ah, fango. Eravamo già arrivati da prima. Aspetta che mare di merda che sta. Pericolosissimo. E niente, siamo arrivati. Un cazzo sta questo sciaffato che... Ah, qua. Ok. Ora si può chiudere, si può chiudere anche, bellissimo, perfetto. Aspetta, tu c'è la scala? Sì, di lusso. Bastard. Pizza merda. Sono uscito dalla radio. Vabbè, tanto non ci sta adesso. Cosa? A posto, perfetto.
Nissan Titan, bello. Bello, 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 bello questo va di qua. Sarà qua, sicuro. Oppure qualche container. Ho visto ste robe anche. No. Se fossi stato con la Penny non l'avrei fatto, onesto. In questo anche a me. Soy el fuego de la noche. 538. Aia. Per armato. Aspetta qua. Jack radio. Ci sta un cane, Vediamo che scrivono sul gruppo qua, questo niente. Buongiorno, noi... E niente. No, ho perso l'antenna. Non ci sarebbe usato. Devo correre immediatamente. Ciao Michele. Stai giocando a IPRP? Sì Michele, stamattina sì. Sto su IPRP, ho fatto un po' di cazzeggio, un po' di pulizia a soldi. Sono stato stadio di rapina. Ho fatto un bando per essere medico ma non me l'hanno accettato. Perché devo essere... cioè non devo essere... Io faccio parte della Croce Rossa lì. Oh, Michele, ma fammi un favore, cioè, fammi entrare nella Croce Rossa. Scusami, spiegami perché uno che fa parte di una fazione illegale, no? Visto che voi siete una fazione neutra, io non posso far parte di voi. Scusami. Comunque sarebbe una vita... Oddio, aia, aia, aia. Aia, aia. Sarebbe... un lavoro a parte dalla vita normale, cioè quello che faccio. Prima stavo al meccanico autosavage. Perché noi della Croce Rossa siamo neutri e non puoi far parte di fazioni legali o illegali? Ho capito, ma io quando faccio il medico sono neutrale, cioè non è che se tipo vedo a uno della fazione contro, vabbè, a parte che già non li sparo a prescindere perché non mi interessa sparare, ma cioè non è che quando lo vedo lo sparo essendo un medico, anzi cazzo me ne frega, onesto. Cioè forse sono l'eccezione alla regola in questa città. Allora parlane con Swarky. E chi è Swarky? Non è che lo conosco. Dammi una dritta, dove lo trovo o come lo trovo? Chi è?
Che mi dispiace, cioè, non mi interessa, cioè, faccio parte della fazione illegale perché sì, vabbè, Aspe che vado io su Discord. faccio i campi, faccio qualche rapina, ma non è che se faccio queste cose qua mi metto a sparare a gente a caso, capito? Anzi, non mi interessa. E Ghiro lo sa, per esempio, anche. Non è un problema. Salve. Enzo! Poi Melo. Ciao, Beto, com'è? Salve, signore! Salve. Senta, una Buongiorno. domanda, ma prendete Sì. quell'auto? La Veneno. Guardi, se controllo un attimo, ma se vado a memoria ne ho già una dentro. Quindi per il momento, se prima non la vendo, purtroppo non riesco a prenderla. Ah. Purtroppo vabbè. questa qua proprio no. Conti che è una supercar molto sportiva e Sì. ne abbiamo una a 4 milioni full kit, ma se prima non la Vabbè. vendiamo, Sì, io ce l'ho questa qua, full kit, c'ho LED Sì. sotto, panali sarà tutta modificata. cambiati. Sì, però vabbè, non fa niente. Allora, guardi, con molta sincerità, da 2 settimane a questa parte, diciamo, abbiamo cambiato un regolamento Sì. aziendale dove praticamente non consideriamo il full kit né quando acquistiamo Sì. né quando li vendiamo. Quindi cosa succede? Compriamo a prezzo stock e vendiamo a prezzo stock, quindi meno del nuovo. Se poi chi ok. compra c'ha il full kit, buon per lui. Ad esempio, c'ho delle Skyline a 200.000 full kit, delle Q8 a 136.000, a 150 full kit. Ho capito. Dico che sono meno del nuovo. Ad esempio, Sì. la Q8 160, la Skyline è 225.000 e così via, poi a salire. C'ho anche altre macchine più costose. Ho Vabbè. sempre. Non so Ok, se è interessato magari a qualche cosa. No, vabbè, diciamo che principalmente uso questa qua e quella che sta lì in fondo parcheggiata, non so se la riesci a vedere oltre il muretto. Bella macchina quella. Sì, uso queste due, poi vabbè una muto, però voglio dire, pensavo di togliermi questa qua e vedere qualche altra supercar, però se mi sta dicendo in quel modo, no, a sto punto me la tengo. Allora, vuole detta la verità? Dite. L'ultima che ho venduta, Sì. circa 2 settimane fa, Sì. l'ho venduta a 2 milioni Ah. full kit. Vabbè. Dopo 30 minuti, Sì. la stessa macchina che praticamente hanno acquistato qui era sul mercato, sul cellulare, Sì. a 8 milioni. Ok. Oggi è a 7, ma non la rivenderanno mai a quel prezzo. Sì, a parte che sono tantissimi soldi. E poi c'è Sì, da ma- dire che chi ha quei soldi ce l'ha già la Veneno, onesto. Sì, infatti è proprio quello il problema. Sì. Vabbè, ma... Guarda, io ti posso dire il prezzo a cui la potrei acquistare. Senta. Però non oggi, ma guarda che già ti dico che è basso proprio. Allora, il Speriamo prezzo di- che quello là l'ha venduto, la sta mettendo a 7 milioni in realtà, è il prezzo Sì. reale che uno spende per farla. Certo, ma infatti ti dico sì. Ma tu sai se la dovessi portare qua quando te la valuto io? Qua? Te lo dico, ma Sì. poi sempre scelta tua Beh, vabbè, sì. 800.000 euro. Ah, no, vabbè. Quello è il prezzo che ti riesco a dare. Tu conta che è circa la metà del prezzo originale. Da Sì, 1.650.000, quindi No, tutte vabbè. le macchine stanno a metà come valutazione. Ho capito. Vabbè, È una allora... bellissima macchina, però niente. purtroppo compra macchine e rivende, c'è solo a perdere. Beh, Lo dico sì. con tutto il cuore. Te la Sì. pulisco e te la aggiusto Grazie. perché la vedo un pochettino sporca, però ti giuro, purtroppo è una bellissima macchina. Resta qui come tutte le macchine che ho, diciamo, più antecedenti praticamente con i vecchi prezzi. Sì. C'è una Urus full kit a 900.000 euro che non comprerà mai nessuno. Ma sì, ho capito, immagino. Me la puoi aprire che la... Conta che ho preso delle Urus full kit e l'ho rivenduto a 320.000 euro. Per No, farti grazie. capire. Ho capito. Purtroppo vabbè. quei prezzi vecchi le macchine resteranno lì a vita. Faccio un attimo relog, Melo, che me lo... Fai Lore.
Vi devo qualcosa per la riparazione? La No, pulizia? no, gliela regalo io, non si preoccupi. Ok, vabbè, ok, grazie mille. Ti auguro una buon pomeriggio, mi dispiace. Se dovessi venderla può passare in questi giorni, ma Ok. è difficile che venda anche quella a 4. L'hanno messa a 4, però è Vabbè, difficile. vabbè. Ok, grazie Le auguro mille. una buona giornata, salve. A lei, ciao ciao. Medico! Ma la fai una benda? Una benda pro... Cioè, nel senso che ti devo vendere una benda o un cerotto? Ah, un cerotto, un cerotto. E poi 5 bende, già che ci sta. Allora, ti faccio... Aspetta, 5 bende mi sa che non le ho, aspetta, devo rispondere. Ok. Ma sai se c'è Swarky per caso? No, non c'è. Ah, ok. Vabbè. Ne ho solo 4 se vuoi. Vai, 4 sì, vabbè. Dammi tanto un documento poi nel mentre. Sì. Ma se tu mi fai la fattura ora, i soldi vanno a te direttamente? No, vanno all'azienda. Ah, ok, allora niente.
No, se no ti avrei chiesto 10 band, però ne devi solo 4. Vabbè. Aspetta che ora appago pure. Ok, a posto. Ok. Grazie mille. Roba da fare entra subito in radio. Soltanto che nella città dell'imperatore, visto che erano una gang, le gang era oh, girami il numero tuo, porca miseria che mi è. Aspetta un attimo. Oh. Ecco qua, io te l'ho condiviso. Ok, sto condividendo ora. Accetto, io mi sembra rimane salvato. Poi saltato, non rimangono salvati i numeri. No. Polizia, ok, pure io. No, vedi? Ci sta, no, ci sta. Ah sì, c'è. Ah sì. Della pistola, quindi ti si gira anche un po' la testa. Niente, mo in realtà stavo provando a vendere la macchina. Non lo compro nessuno io. No, cazzo. Sì, non mi danno niente, mi ha detto che mi darebbero 800.000. Ma neanche sì. Ma io ci ho speso 4 o 5 milioni. Ma loro so già sta roba qua che fanno così. Noto io vendere ieri 2 macchine per cambiare. E niente, ora vengo e mi fai il passaggio. Dalla Dodge Viper. Come? Tanto per averla, per provarla. Ah, sì, vabbè. Mi ha dato proprio con la sua personale proprietaria della seconda marcia, mi ha dato la sua. Ah, ok. Chi ci sta lì in fondo? Mitch, quello nuovo. Ah. E quello. Ah, ok. Poi Skyline hanno diminuito la velocità, va un cazzo ormai la Skyline. Sì, li hanno rallentato, ho sentito. Più 80 fa, 2,90 in modalità sport. Pochissimo. Più veloce questo? Ah, mamma mia, chi c'è? Oh, fratello Vito! Vito. Però l'unico problema di sta qua è che c'ha... Melo? No, mi hanno rimproverato, scusate. Dice che la Madonna, questa qua, Sto shit della macchina, oi, Ramon da me. Vedi che è bellissimo. Oh, sono andato a vendere per vedere chissà vendevo la macchina, però mi ha detto 800.000 ti do. Ma tu sei pazzo, ho detto a quello. Regalamela a me, me la regali a me. Ma che cazzo dici? Eccolo. Solo che mi ha detto che Ma assolutamente no. Questa stavo per girare. E mia o? C'è qualcuno che scrive mia. No, mi dispiace. Ma sai di chi è la macchina? Di chi è questa? Di chi è questa? Questa qua? Sì, è tua? È mia, sì. Ah. Oh, Living, tu eri? Lo sai, me lo succede. Lo sai. Un po' di... che c'è pure questo Tramondo Vita. Andiamo a fare quanti siamo? 2. Sempre il Tramondo merda, pure Luca, il pezzo da merda. Sono buono, fresco. Ho appena fatto un cerotto, affanculo. Siamo in 6. O facciamo... Vito. Che si No, dice? io ho fatto una figura di merda con Vito. Vito, te non ne fa rape? No, non fa la possiamo fare una. Ma dai, porta un po' di... Una, non di più, ma perché devo andare a mangiare fra 10 minuti, raga? Ma che cosa mangi? Ma cosa mangi? Non mangiare. Non mangiare. Ma che mangi a fare? Guarda quello. Fatto
Alzati. Ma quindi che... Quindi facciamo... ci dividiamo. Niente, la mia se sei paranoico, fra. Dai, ogni tanto ti prendo per il culo. Tu ti caschi sempre. Oh, dite. Se vuoi facciamo il passaggio, però mi devi dare comunque i soldi. Voglio almeno 7 milioni. Dividiamo Come ci dividiamo? Come volete, raga. Tre Fammi macchine? venire con te, va, ti insegni a fare rap. Guarda, io con te proprio Rapa vuol dire che deve essere disperato per fare con te Rapa. Niente. Madonna. Mish, diglielo un po', diglielo. Guarda, ho visto già come lavori, ecco. Ascolta, facciamo così. Andate a fare rap voi. Nico, a te ti va di venire a fare PvP? Dai, un più veloce ci sta. Lo fai? A meno che vabbè, stai in occhietti tu. Sì. Che tremondo, Prima lui mi viene con la macchina e fa, oh, che cazzo mi guardi? E scende con la pistola. E io mi vicino alla macchina. Oh, bella sta macchina. Esco il ferro. Vengo alla macchina e faccio, oh, bella sta allora, macchina. possiamo fare una roba. Aspetta. Madonna. Quanto avete voglia di rischiare, cognato? Sentiamo. Sentiamo la cazzata che sta dicendo. No. Ci fanno una GL, con loro non hanno mai fatta, tipo. Ai, si prospetta un po' di caffè oggi. Sì. Una gioiella. Una gioiella, ve la volete fare? Facciamo una BCC, se ti No, frate, BCC un'ora là dentro non ci sto. Va, onesto. Non ci sto. Vabbè, un'ora lì, un'ora in CAF, dai, cosa vuoi che sia? Esatto, 2 ore. L'ultima volta siamo stati Vito, ti giuro su mia madre, 1 ora e 40. Hanno trovato la qualsiasi scusa impossibile e immaginabile. Bastardi. E poi ha preso il cazzo. Quindi niente. Maggie, la Stramolterman. No. Zitta. Va bene, dai, Nico, vieni con me che ti svegli un po' su PvP. Dani, vai quello che vuoi. Pietro uguale. Va bene. Ma se non è cosa lunga perché alle 3 stacco perché devo uscire. Dai, andiamo. Dovrebbe non essere. Sì, faccio una roba e poi basta. Sì. Vabbè, non esagerare, fai d'ostaggio, Vito? Beh, Così sì. facciamo subito? Sì, così ci prendiamo una bella richiamo fazione, dai. Ma che va. Dai. Vai, che nocchietti pure, dai. Dai, così. Dai. Se non vi mettete scendi, la roba... Se non vi mettete la roba... Cioè... la nostra, sì. Ehi, che scendi? Dai, fra, dai, non abbiamo tempo, dai. Cazzo prima c'ha una radio e un telefono in più. No, mo sali. Adesso andiamo a prendere, Nico, andiamo a prenderli. Io... Minchia, mo sali nel baule è brutta comunque. È stato che lo tramonda vita. Oh! State già pieni? Vabbè, andiamo. Sì. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Ci vediamo in capo ora. Allora ragazzi, vi spiego brevemente come funziona la GL. La GL è questa qua che abbiamo qua davanti, quindi è una delle... Ok, quindi bisogna essere 3 malviventi e 2 ostaggi. Ok? Perfetto, c'è molta possibilità che arrivano gli sbirri a cagare il cazzo perché è una rapina abbastanza importante, no? Ma state tranquilli, ci sono io che guido e fu così che ci arrestarono dopo 10 minuti. Anche un ostaggio. Andiamo. Va bene. Quello che succede, non ce ne frega niente. Dai. Tirate fuori l'arma. Entra, pezzo da merda, entra. Aiuto! Tremò. Tremò. Rolex, signor? Aiuto! Rolex, signore? Guardate se... Per favore. Guardate se la macchina aperta e chiusa. Schiaccia il tasto corretto. Non quello per spararmi. Sì, la macchina è chiusa. La macchina aperta o chiusa. Dai, cognato. Dai, ha fame, ha sete? Voglio di qualcosa? No, ho speso tipo 20.000 oggi solo per mangiare e bere. Cazzo. Me La lo macchina faccio è chiusa. Niente, ora vengo. Colombiana, comunque, se vuoi la macchina, io te l'ho detto, mi daranno almeno 7 milioni. Ma ti paga. Sì, dai, 6 milioni, dai, ci sta. Ti paga Tony, paga. Che troia. Dati Max, Tony. Digli di andare a fare compere a Colombiana.
Ah, no! Che brutta persona. E quando ci vuole, ci vuole. E niente. Ma lei è povera, colombiana è povera. Oh, è ricca adesso. È ricca. E da quando fa... Esatto. È ricca adesso. I soldi a me sicuro ce li ha. Ma perché non stai fermo? Come? No, parlavo con l'altro. Parapapaparam. Paparapapaparam. Per sistemarti un po' il giubbino. Facciamo una bella canzone. Fa caldo, devo prendere aria. Sì. Allora, eccomi. Vi stavo spiegando. Qua, come vedete, abbiamo 2 ostaggi. Quindi la contrattazione avverrà così. Per ogni ostaggio abbiamo una richiesta. Quindi, magari per l'ostaggio 1, solitamente quando c'è solo un ostaggio si chiede il via libera. Ok? Mentre magari quando ce ne sono 2 chiediamo il via libera e bisogna vedere se almeno ci danno, che ti posso dire, 3 secondi di vantaggio. Allora, visto che ci sono se diciamo poche 3 FDO, secondi di vantaggio e fuga libera. non te li daranno mai. Esatto. Se ci sono tante FDO, molto spesso viene l'elicottero, puoi chiedere di mandare via l'elicottero. Oppure di non farti entrare il No, l'elicottero non glielo può chiedere di mandarlo via. No? No. Ma non lo so, molto spesso vedo che vanno via. Oh, comunque hanno rinviato GTA 6, raga. Sì, a quando? All'anno prossimo, maggio 2026. Palese. Bello, vuoi essere di nuovo, fammi giocare di là. Però peccato. Cioè, volevo giocarci. Che scheda video hai su? Scheda video hai su? Non ho capito nulla. Che scheda video hai su nel PC? Ah, io 4060. Non fa un cazzo, con quello. Lo so. Io ho 3060, ho ancora meno di te. E facciamo un po' tutti meno. Vai a serie 5000 per giocare a GTA, come hanno detto. Il discorso del mappa, del grafica, tutte quelle robe lì. Ah sì, immagino di sì. Proviamo a vederci qua in gioielleria e qualche scheda video. Beh, il rapinatore che sta camminando, c'è qualche scheda video là in giro? Il rapinatore mi sta mettendo ansia che gira attorno. Cercando... Poi, quando ne vuoi, io sono lo spacciatore di scheda video. E di api? Come? Di api? Api, quando ne vuoi? Apicar? Pure. Ma stanotte c'è stato uno qua fuori di apicar. Mi dici pure il colore, che c'è casa anche che ce l'ho. Il colore milanista? Ce l'ho, ne ho 4. Dei api? Sì. Dove l'hai comprato? Perché l'hai comprato? Ma qua in città non ci sono più. Ho fatto l'affare. I coglioni da lavorare dopo. Tu dici dove due coglioni, io ho dovuto fare dalle 6 fino alle 12 e mezza. Sono Mi andato ha a dato anche lavorare. di lusso, mi ha dato... Sono andato a lavorare e mi ha fatto 4 ore PvP, le file. Ma avesse dato oggi che ci avesse fatto fare il ponte, era stato meglio. Sono andato a fare il Già ponte. forse si è trovato Graziato che ha detto, vabbè, a voi due, cioè a me e all'altro collega, ve lasci il pomeriggio libero. No, se facevo il ponte, mi stanotte stavo fin mattina in PvP. Però poi ci ha ricattato che a mo' da prossimo sabato si lavora tutta la giornata. Sabato prossimo lavori? Sì, mo' da prossimo sabato io lavoro tutti i sabati. Sai cosa gli potevi dire allora? Vengo a lavorare anche oggi pomeriggio, così Ma, a sabato parte, lavori. ma io da una parte me lamento, però da una parte poi a fine mese me ripago tutto. Che mi passano dolori, c'è stress e tutto. Ho capito, però... Ho capito, vagabond. Come mi dicevi sabato, non mi mando che fanculo, ma ogni tanto... Anche se già a settimana ho fatto un danno 260 euro. Quindi... Che ha fatto? Eh? Ho sbagliato Che ha colore. fatto? Niente, per sbaglio mi sono caduto gli occhiali e
Gli occhiali da vista? Sì. E sono diventati color vernice, quella che stai a fare. No, si sono frantumati per terra. Ai 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 Si ai. prende il Allora calcolato. mi sa che un po' di sabati li puoi fare, vai. Dai, a Questi Cristo. prendi tipo quelli che va la calamita, quelli che aprono quello. Mo dopo mi tocca andare all'ottica e cioè, Quanto farmi manca, re? rifarli. 1,43 centimetri. Ah, boh. Ma non penso verranno più ormai. Poi sicuramente se avranno visto E fu così. Ah, ok, sappiate che comunque. fu Oh, così, te? ma è scomparsa. Raga, andate a prendere la macchina che è scomparsa. Ma che cazzo vuol dire sta roba? Oh. Andate a prendere la macchina, raga. Una macchina qualsiasi o devo andare a riprendere la macchina proprio quella? Aspetta, vediamo se arrivano. Se non arrivano. Se no vado a pigliare a bunker, Vado, Buono io che arrivi fino a piedi là. No, no, c'è un garage qua vicino. Prendi. Che macchina c'hai buona te, cogna? Il quad. Prendi il quotto, cogna, prendi il quotto. Sì, 53. Togliti la Sì, maschera. sì, sì, Aspetta, sì, togliti sì, la sì, maschera. sì, Togliti sì, l'arma. E vai, tanto mancano 58 secondi. Più che altro per sicurezza. Arrivo. Vedi che problemi che hai? Mitch. Mitch. Se sta in PvP. C'è bugga la radio. Tu stai zitto, Ramo. Pizza Ramo e da merda. me. Pizza e merda. È sparita nella macchina, ma ancora a fare cancellazione dei veicoli. Mancano 2 minuti. Non capisco sta Strano roba. che è andata via quella. In realtà quella là non dovrebbe neanche puffare con Sai cancellazione dei perché? veicoli. Sai perché è successa sta cosa? No, mo, dice. La volete sapere? Vai. Come mio marito ha un po' di pancetta, Oh. allora gli ha detto, dice, beh, facciamolo andare un po' a piedi, fa bene, capito? Allora, per non fare la fine dell'agnello, allora dice, facciamolo andare a piedi. Questo vestito. Comunque 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. È a posto. Fatto. Va. Aiuto, aiuto. Perché mi picchiavi? Aia. Aia. Oddio, scusate, veramente tanto, non volevo Aiuto. Dove sta? Niente. Buono. Ho stato rapito. No, però qua, a posto. Ehi. E mi date un passaggio a un garage per favore, raga. Fatti più là, che la testa mi fa girare. Allora andiamo al garage così dividiamo i soldi. Guarda che sono riuscito a modificare il contachilometri. E ce l'hai fatta? Ehi. Molto meglio così, cioè è più bello. Tutto il tuo Bello piacere. viola. Ma modificato come? Viola. E come l'hai modificato? Slash modificato. New round. Slash modifica? Add. Modifichi tutto, conta chilometri. Ma si interrono nel No. new round. Vabbè. Come spari dalla macchina? Ma vaffanculo. Ah, non lo sapevo sta roba. Stai ancora, stai. È un anno forse che stai qua in città, non sai sta roba. Ma a me che cazzo ne frega? Io sono qua per far danni, non per... Mica sono un tremon come a te. Comunque vi lascio qua. Te dici. Lasciati, raga, prendeteli. Vai, presi io. L'ho preso. Facciamo la macchina. Ok, io me lo so preso. Questa, vedi? Beh raga, io vado, ci becchiamo. Ciao Montà, ci vediamo. Oh, pizza da merda. Mi dissocio.